A Roma, all'Auditorium della Conciliazione, c'era anche il Presidente della Repubblica Mattarella per la plenaria di Confartigianato Imprese, che ha confermato la guida delle 700.000 imprese italiane che operano nel comparto manufatturiero. Confermato alla Presidenza per i prossimi 4 anni Marco Granelli. Suo vice è stato eletto l'imprenditore cagliaritano Fabio Mereu. Dopo 32 anni un manager sardo ritorna ai vertici del mondo della piccola e media impresa nazionale. L'ultimo era stato il sassanese Felice Doro nel 1992. Le aziende artigiane, ha ricordato il presidente Mattarella, rappresentano il cuore pulsante del paese. Il 90% del prodotto interno lordo è prodotto dalle piccole e medie imprese italiane. Fabio Mereu si è guadagnato la ribalta con la startup Playcar, la prima azienda di car sharing proposta in Italia con un innovativo progetto di condivisione nella mobility. Ma chi è Fabio Mereu? Lo chiediamo al segretario regionale. È un imprenditore che ha saputo distinguersi sia come azienda ma anche come dirigente di Confartigianato in lunga data. Ha fatto il percorso di crescita prima nei giovani imprenditori di Confartigianato Sardegna, poi ha avuto ruoli importanti anche in giunta, è stato anche vicepresidente regionale di Confartigianato Sardegna e ora prova a Roma come vicepresidente nazionale. Siete coetanei, 47 anni, ma un viaggio che è maturato a livello di percorso professionale nell'ambito di Confartigianato. Sì, esattamente, ha fatto, come dicevo prima, un percorso di dirigente tipo, esattamente quello da manuale, se voglio dire. Per cui ora che va a Roma per noi certamente motivo di orgoglio, di soddisfazione del sistema Confartigianato Sardegna, che esprime appunto uno dei vertici nazionali, non capitava da 32 anni. E questo è un momento abbastanza importante e particolare, lo avete sottolineato anche nell'ultimo congresso a Chia. È il momento in cui il mondo artigiano deve entrare nella transizione energetica al 100%. Sicuramente è una grande opportunità, le nostre imprese sono pronte e sono anche pronte in qualche modo a intercettare queste sfide e queste opportunità che derivano appunto dalla digitalizzazione spinta. Per cui siamo pronti e siamo a disposizione. E peraltro Fabio opera proprio in uno di questi settori, per cui è l'esempio che ci serviva, insomma. Fabio Mereu a Roma, vicepresidente nazionale. Potrebbe essere anche un momento in cui riaffrontare il discorso del credito e dei finanziamenti alle piccole e medie imprese. Sicuramente è un tema che interessa a tutte le imprese in Italia, in Sardegna in particolar modo perché ci sono dei costi aggiuntivi e può essere una delle istanze che Fabio potrà portare al tavolo nazionale affinché si prenda, è già in considerazione evidentemente, però affinché se ne parli in maniera più compiuta e più risolutiva possibilmente, nei limiti del possibile del nostro mondo evidentemente. Ed eccoci al protagonista, sicuramente è stato un buon 2024. Eh sì, è stato un buon 2024 per la Sardegna, spero, connesso con questa nostra diciamo, nomina come Regione Sardegna, come territorio Sardegna di Confartigianato alla vicepresidenza nazionale e quindi insomma è stato anche spero un risultato, oltre che un onore per me, anche un risultato per il territorio. Un primo della classe nel mondo dell'impresa, non accadeva da 32 anni, lo ripetiamo ancora, di avere al vertice della piccola e media impresa 700.000 aziende un sardo. Sì, è un risultato, è una grande responsabilità che onorerò e io ringrazio ovviamente tutto il territorio sardo, il nostro Presidente Giacomo Meloni, tutta la struttura, gli uffici che ci hanno supportato in questo periodo perché abbiamo fatto crescere localmente diciamo, Confartigianato grazie alle imprese associate che sono aumentate insomma, e quindi abbiamo avuto anche diciamo, una visibilità nazionale, vuol dire che abbiamo lavorato bene nel territorio e adesso cercheremo di riprodurre questo lavorare bene a livello nazionale, supportando il territorio nazionale, grazie appunto alla stima del nostro Presidente nazionale Marco Granelli che ci ha voluto in squadra, nella squadra nazionale, opereremo per lavorare per tutto il territorio nazionale. Questo è un onore diciamo, per tutta la Sardegna perché vuol dire che il modello sardo alla fine viene esportato diciamo, a livello nazionale. Osservava il Presidente Mattarella nel giorno dell'investitura che la piccola e media impresa è il cuore pulsante di una Italia che sta cercando in tutti i modi di recuperare e di essere ai primi posti in Europa. Assolutamente sì, il comparto artigiano e della piccola e media impresa è quel comparto che è un modello
per il mondo intero, tant'è vero che il Made in Italy poi è apprezzato dappertutto. Perché? Perché riesce a unire quei valori umani, quindi diciamo anche quella che noi abbiamo coniato come intelligenza artigiana, che poi non è altro che l'intelligenza umanistica, cioè quel valore artigiano che noi riusciamo a portare anche nella gestione delle imprese, nel rapporto con i nostri dipendenti, con il territorio circostante, e che alla fine nel prodotto finale si ripercuote creando un sogno. Quindi questo sogno che noi riusciamo a esportare in maniera, diciamo, davvero umana, ed è il grande valore che possiamo portare alla civiltà internazionale. È stato un settore nel mondo dell'economia regionale che ha dimostrato grande resilienza nei momenti più difficili, parliamo della pandemia, ma a parere del cronista non è stato ricompensato da una buona visibilità e dall'aiuto del mondo finanziario. Sì, allora, il comparto artigiano è sicuramente quello che ha garantito la solidità del territorio, pensiamo anche al tema dello spopolamento. Se non ci fossero gli artigiani nei piccoli paesi, i paesi sarebbero probabilmente dei paesi senza vita, perché se non c'è più il meccanico, la piccola attività, il carpentiere, poi il falegname, insomma tutte le attività artigianali, le imprese edile, che vita ci sarebbe in questo piccolo paese di poche anime? Adesso noi dobbiamo cercare appunto di migliorare sicuramente anche i flussi finanziari attraverso però probabilmente attraverso dei nuovi canali che potrebbero essere quelli dell'innovazione, del digitale, di crescere, di rendere scalabili le nostre imprese, quindi farle uscire proprio dal territorio e dargli una visibilità più ampia, internazionale, e quindi un mercato appunto che gli consenta di stare, diciamo, di avere un'economia non solo più territoriale, ma più internazionale. Ecco, questa è la modalità dove sicuramente si può compensare anche il gap finanziario. Il mondo dell'artigianato, soprattutto in Sardegna, è fortemente legato al mercato delle vacanze. Sì, diciamo in parte, perché abbiamo alcuni settori che sono legati al mondo delle vacanze, parlo per esempio dei trasporti, ad esempio, o il settore turistico, però abbiamo anche poi delle attività come quella edile, quella del trasporto merci, e le attività del servizio alla persona, che invece svolgono delle attività costanti tutto l'anno, quindi c'è anche un equilibrio lì sui flussi stagionali e no. Mi serviva come introduzione al suo compito come amministratore delegato del principale aeroporto sardo. Da lì, da Cagliari, Olbia e Alghero, arriva il 50% dei turisti che scelgono la Sardegna. Sì, allora, il tema aeroportuale, visto che prendo la palla al contrario, ed c'è veramente da sviluppare, a parer mio, il tema della stagione winter, quindi tutta la bassa stagione. Abbiamo il turismo che aumenterà, ci sono tanti grandi investimenti in Sardegna perché il nostro turismo aumenta man mano che vengono fatti gli investimenti, e adesso anche già la stessa città, il capoluogo, ma anche tutta la zona intorno al capoluogo e tutta la provincia del Sud Sardegna stanno lavorando per fare degli investimenti che migliorino poi l'ospitalità turistica, che allunghino la stagione. C'è poi il tema della winter, che invece è più legato probabilmente a un turismo che non ha la nostra stagionalità, ma è anche legato al business. Quindi tutto ciò che è la Sardegna come attrazione legata al fatto che comunque abbiamo un bel clima, c'è una bella vivibilità, c'è tutto il tema dei nomadi digitali, c'è il tema delle imprese che ormai hanno una certa flessibilità anche a dislocarsi fisicamente, e penso che quella sia una grande opportunità da cavalcare, dove dovremo essere molto veloci per non perdere appunto il treno o l'aereo in questo caso, e cercare appunto di sviluppare l'area, diciamo, invernale, quindi la winter. E questo lo avete dimostrato con i fatti, perché avete mantenuto il 70% delle destinazioni anche dopo l'estate. Sì, però dovremo migliorare, quindi per l'anno prossimo cercheremo sempre di più di potenziare questo turismo winter, di creare degli accordi affinché le compagnie siano stimolate anche attraverso il territorio a potenziare la parte della winter. Ci avviamo alle conclusioni di questo ultimo blocco di Panorama Sardo con una curiosità. Il suo percorso in Confartigianato è di 20 anni, quindi è entrato giovanissimo. Ma come nasce l'idea della start-up, della prima possibilità di avere una mobility condivisibile in Italia?
È un percorso lungo. Io Confartigianato sono da quando avevo 21 anni e sono 26 anni in Confartigianato, quindi ho più tempo in Confartigianato degli anni che avevo quando sono entrato. L'idea di Playcar, della startup, nasce da un percorso dove si riscontra anche in quel caso lì il valore artigiano, cioè io provengo da una famiglia che nell'ambito dei trasporti, quindi sono un'impresa di seconda generazione, ma ho una grande passione per l'informatica. Attraverso questi due abbinamenti è nata questa startup, ma il vero artefice, diciamo, dell'idea è stato un incontro a scuola quando ero alle superiori, cioè venne qualcuno del CRS4 che ci parlò di mobilità sostenibile e parlò del primo caso di car sharing nel mondo. Quindi anche da qui, e io lo prendo come esempio personale, si capisce come la formazione dalla scuola si possa poi costruire qualcosa che veramente nella vita di ciascuno di noi può modificare la sua storia. E quindi io ringrazierò sempre quella persona che è ancora dipendente del CRS4, che all'epoca era giovanissimo, e penso che appunto il nostro lavoro anche come associazione di categoria, ma l'associazione del territorio regionale sta lavorando tanto in tal senso con il nostro presidente Giacomo Meloni, e deve sempre di più connettersi al sistema scolastico, perché è dal sistema scolastico che noi iniziamo a concepire il nostro futuro, il nostro business, il nostro futuro lavorativo. La condivisione dell'automobile di quanto è cresciuta negli ultimi 20 anni? Beh, è diventata ormai la formula e crescerà ancora, nel senso che anche culturalmente l'auto di proprietà non ha più l'appeal sui giovani che aveva anche nella mia generazione, nelle generazioni passate ancora di più. Perché? Perché l'auto è vista come un oggetto, ormai è solo un servizio che serve per uno spostamento dal punto A al punto B. È diventato anche un impegno dal punto di vista economico, e ci sono tante trasformazioni dal punto di vista digitale, si pensa anche al passaggio dall'auto endotermica all'auto elettrica ad esempio, e quindi anche una incapacità di vedere quest'auto nel futuro. In più tante tecnologie che trasformeranno l'auto anche probabilmente ci sarà una grossa rivoluzione con l'auto a guida autonoma, quindi anche lì tante tecnologie che consentiranno di più di avere l'auto come servizio e meno l'auto di proprietà. Quindi l'auto di proprietà probabilmente diventerà qualcosa per i collezionisti, ma l'auto come servizio si amplierà, quindi avremo sempre necessità di ottenere quest'auto on demand con nuove formule tariffarie, e lì sarà la vera competizione anche tra i produttori di automotive e nei governi e nelle città. E saranno tutte auto green? E saranno tutte auto green. Grazie davvero Fabio Meleo, siamo alle conclusioni, l'appuntamento è per la prossima settimana.